Una rimessa senza rumor di clacson né distributori di benzina. Un'isola antica nel tumulto della città moderna. Tornano ugualmente assonnati cocchieri e cavalli. L'unico che a quest'ora non può pensare al sonno è Nicola, il garzone. Venuto a Roma 10 anni fa, di tutta la capitale conosce quel vicolo, quella rimessa, dove ogni notte provvede a far riposare gli stanchi cavalli e a ridare un aspetto decoroso alle vecchie vetture. All'alba, per i cocchieri e i cavalli, ricomincia il lavoro. È l'ora in cui Nicola può finalmente riposare. Ma qualche volta il suo sonno è tormentato da incubi ben comprensibili in un uomo che veglia ogni notte sul sonno di tanti quadrupedi. Come tutti i sopravvissuti, il vetturino è un personaggio interessante. Esercita la sua bonaria ironia nelle ore trascorse ai posteggi. Perde la pazienza quando il traffico sommerge lui e la lenta botticella, ma ritrova se stesso non appena si inoltra nella Roma antica e monumentale, che è veramente sua. Il vetturino romano era già un personaggio caratteristico all'epoca del Belli e i pochi rimasti ancora mantengono la tradizione. Forse è lo stare a cassetta tutto il giorno, il vedere cose e persone dall'alto che dà loro uno spirito pronto, un acuto senso d'osservazione, una popolaresca tendenza alla satira, all'improperio pittoresco, a un linguaggio che ci riporta verso epoche meno indaffarate e più spiritose. Ma oltre a questo, il vetturino è anche un geloso conservatore della tradizione e un innamorato della sua città. Grassoccio, bonario, sinceramente lieto di vivere, Rodolfo Latini, detto Er Pomposino, rappresenta perfettamente la sua categoria. Fantino Gregario, di una celebre scuderia, ha vinto il Gran Premio di Francia nel 1909. È stato cocchiere presso casate principesche e insegnante di equitazione. Ora mostra ai turisti i monumenti di 2000 anni fa e trova logico farlo con un veicolo che è quasi storico anch'esso. Quando parla agli stranieri della romanità, lo può fare a ragion veduta, dato che impersonò un'auriga nel Quo Vadis. Il suo desiderio di cordialità e di umana simpatia lo spinge a essere per i suoi clienti una guida specializzata nel pettegolezzo storico e qualche volta un amico che ha pienamente diritto di apparire nella fotografia ricordo, come uno zio bonario. Le tariffe normali
sono eccessive per una modesta coppia in viaggio di nozze. Ma il pomposino ha frequenti impulsi di generosità e qualche volta si offre il lusso di mostrare le bellezze di Roma a prezzo di favore. È come se facesse gli onori di casa. Piena di storia, l'Appia antica, e piena anche di macchine e motoscooter abbandonati a se stessi. Anche qui il vetturino fa il cicerone senza pedanteria. Vi volete bene voi? E beh, puro quelli, ma dietro la siepe. Per tanti anni la carrozzella ebbe parte integrale negli avvenimenti importanti di tutte le famiglie romane: battesimi, comunioni, nozze. E ancora oggi i romani di Roma non vi rinunziano, malgrado l'incalzare della motorizzazione. La botticella è un'amica e il vetturino, con la sua spigliata cordialità, entra quasi a far parte della famiglia. A un battesimo l'unico che non beve è il festeggiato. Ma dopo il rinfresco, padre e compare sono d'accordo nel decidere che anche un pranzo, ma in fondo mica tutti i giorni si battezza un figlio, e maschio per giunta. La scusa è buona. Sebbene il festeggiato che non ha bevuto non possa neanche mangiare e non ha neanche diritto al giro in carrozza che tutti gli altri, grandi e piccini, pretendono per immutabile consuetudine. Fettuccine, vino dei castelli, rumorosa allegria. Forse eccessiva anche, tanto che i complimenti del compare alla comare urtano la suscettibilità del marito. Dal clima di festa all'imbarazzo dell'ostilità, il passo è breve. Ma Rodolfo, il vetturino, non permette che i suoi clienti lo compiano. È della famiglia per oggi e fra tutti i presenti è forse quello che maggiormente conosce l'animo umano e il linguaggio adatto ad ogni circostanza. Gli basta un brindisi al bambino per ristabilire la generale serenità. E l'occasione è buona anche per ricordare che quando il vino è buono e la comare è bella, è inevitabile che gli uomini si riscaldino. Ma anche il pomposino ha un piccolo rimorso. Tutti contenti, sì, ma il cavallo deve avere la sua parte anche lui. Magari soltanto qualche zolletta di zucchero. Quel che basta a fargli capire che il suo padrone e amico non l'ha dimenticato.